Fontane l'addio alla 18enne Carlotta De Rossi, morta nell'incidente del 27 dicembre. In chiesa anche il 20enne che guidava l'auto finita fuori strada. Il parroco alle famiglie: stiamo vicini ai nostri ragazzi. Un messaggio, una foto firmata. Giorgia, moglie di Andrea Soligo, il 25enne morto in un incidente sul lavoro, vorrebbe esaudire un grande desiderio del ragazzo: fargli incontrare idealmente il suo idolo Valentino Rossi. Omicron dilaga, complice le festività. Nelle 24 ore è stato segnato un nuovo record: oltre 20.000 casi in Veneto, più di 4.000 nella Marca, dove i positivi sono attualmente 30.500. Obbligo di Super Green Pass per praticare sport. Un gruppo di famiglie chiede al governo di rivedere la misura, ma il CONI avverte: con questo provvedimento le attività sportive non dovranno fermarsi di nuovo. Poteva provocare un grave incidente l'automobilista che ieri sera ha imboccato il put contromano all'altezza di Ponte Garibaldi. L'uomo era in stato di ebbrezza, provvidenziale l'intervento della polizia locale. E caccia l'esibizionista a Campolongo di Conegliano dopo che ieri sera un individuo si è affacciato all'ingresso di un salone di bellezza mezzo nudo ma con addosso la mascherina. Dopo i sindaci si muovono i parlamentari veneti per chiedere al governo di rivedere i parametri dell'assegnazione dei fondi per la rigenerazione urbana che vedono penalizzati i comuni del nord. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque questa mattina a Fontane di Villorba l'ultimo saluto a Carlotta De Rossi, la 18enne vittima dell'incidente stradale accaduto lo scorso 27 dicembre. Ad accompagnare la giovane tutta la comunità, presente anche Marco Dussin, il giovane alla guida dell'auto finita fuori strada e che ora dovrà rispondere di omicidio stradale. Papà Roberto che cerca di proteggere mamma Lorena dallo strazio immenso dell'ultimo addio alla loro Carlotta. E ancora i volti impietriti dal dolore dei fratelli Leonardo e Alberto. Sono forse le immagini che raccontano meglio il funerale della 18enne di Fontane di Villorba, vittima dell'incidente accaduto il 27 dicembre a poche centinaia di metri dal piazzale della chiesa, dove oggi tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia De Rossi. In troppi volevano salutare per l'ultima volta questa ragazza solare perché la chiesa potesse contenere tutti. Vicini e conoscenti, ma soprattutto tantissimi ragazzi delle attività parrocchiali, ma anche dal Mazzotti, scuola che Carlotta stava frequentando per il 5º anno. Hanno condiviso il dolore composto di questa famiglia che ha saputo tendere la mano anche a Marco Dussin, il 20enne alla guida dell'auto dove la 18enne ha trovato la morte. E Marco era lì, vicino a loro, ma anche a Carlotta, con quel bouquet di fiori con il suo nome posato sopra la bara bianca. Non so se si può trovare un senso a quanto è accaduto, solo l'amore che scaturisce da dentro ciascuno di noi può avvolgere, farci sentire in compagnia e darci il coraggio di vivere. Stare insieme e sentirci uniti da una forza che non si vede, ma che nessuno ha il potere di sciogliere, neppure la morte. E a condividere questo dolore tutta la comunità villorbese, rappresentata dal sindaco Giuseppe Soligo, dal senatore Massimo Candura, oltre dall'ex sindaco Marco Serena e dallo storico vice sindaco Giacinto Bonanna. Tutti chiamati a stare vicini ai giovani nel tempo dei loro entusiasmi, ma anche delle loro fragilità. Penso che un modo bello per ricordare Carlotta, sia per noi adulti, quello di stare vicino ai nostri ragazzi e giovani, avendo fiducia in loro, apprezzando ciò che a loro piace e condividendo la loro e nostra ricerca di dare un senso alla vita. Una cerimonia semplice, terminata con le parole del parroco Don Marco Carleto, che si è rivolto così direttamente alla giovane. E un affidarti all'infinito amore del Padre è un momento comunque difficile. Carlotta, è un momento solenne, sacro e umanamente faticosissimo. E nel dolore composto della famiglia nessuno ha più preso la parola, affidando al silenzio dell'ultimo viaggio verso il Camposanto il pensiero di ognuno per questo sorriso e questa giovane vita spezzata una notte d'inverno. E adesso l'appello di Giorgia, moglie di Andrea Soligo, l'elettricista 25enne di Vedelago, morto in un incidente sul lavoro, che vorrebbe esaudire il grande desiderio del marito, fargli incontrare, seppur idealmente, il suo idolo Valentino Rossi. Era veramente la sua più grande passione e
anche lui avrebbe voluto tanto incontrarlo anche un'altra volta, perché veramente lui aveva occhi solo per noi, ma anche per Vale. Vorrebbe esaudire uno dei desideri più grandi del suo Andrea, Giorgia, moglie del 25enne che mercoledì mattina ha perso la vita sul lavoro a Tezze sul Brenta cadendo da una scala. Era un grande appassionato di motociclismo, aveva incontrato da bambino Valentino Rossi, ma era troppo piccolo all'epoca per serbarne un ricordo. Ora Giorgia vorrebbe idealmente vedere riallacciato quel legame, che dal campione arrivasse un messaggio, un segno. Avrebbe tanto voluto conoscerlo e spero che in tutta questa brutta faccenda aiuti a far arrivare Andrea al suo idolo. Il papà, quando lui era nato praticamente da poco, aveva la moto, e poi appunto l'esordio suo di Vale era praticamente quando lui era nato, e lui non ha mai perso una gara, aveva una passione tremenda, infatti la stava portando anche ai bimbi, perché voleva che anche i bimbi sapessero chi era Valentino Rossi. E proprio tra i bolidi a due ruote Giorgia si immagina ora il suo Andrea in cielo. Quanto testardo era, so che là sarà circondato in un garage tremendo di moto di tutti i tipi, tutte le marche. Quindi sono felice perché so che là in alto che ci osserva. Lei e i due figlioletti di 2 e 4 anni rimasti senza papà. Neanche ce l'aveva la moto, il marito aveva sempre rinviato per un motivo o per l'altro quell'acquisto, ma per il 2022 si era ripromesso di farsi questo regalo. E quest'anno ho detto no, quest'anno deve essere l'anno in cui faccio la patente, appena preso la patente mi prendo una moto, perché è la mia più grande passione, dopo dobbiamo andare a farci i biglietti, lasciamo i bimbi ai nonni e partiamo io e te. Veniamo all'emergenza Covid, perché dopo l'Epifania Omicron dilaga, complice le festività. Nelle 24 ore è stato segnato un nuovo record, oltre 20.000 casi in Veneto. Questi i presupposti in vista della riapertura delle scuole, con il presidente Zaia che preme sul CTS per un parere scientifico chiaro e definitivo. Saranno settimane problematiche, avverte l'assessore Lanzarin. Oltre 20.000 casi nelle 24 ore, 21.056 per l'esattezza, con Verona e Treviso sopra i 4.000. Omicron corre in Veneto, segnando al rientro dall'Epifania un nuovo record, complici feste in famiglia e veglioni. Il picco maggiore che abbiamo raggiunto da inizio pandemia, insomma, sappiamo che il numero dei positivi con questa variante Omicron è un numero in continua crescita, a parte i giorni festivi in cui c'è un calo fisiologico. Tutto sommato la parte ospedaliera continua a tenere. 209 i ricoveri in terapia intensiva, 1518 in area non critica. Questo significa in termini di colorazione che il Veneto rimane giallo, per quanto è difficile prevederlo. Al di là dei colori resta però il problema del tracciamento, definitivamente saltato. Ci aspettano delle settimane molto intense. Qual è il problema? Il problema è che con numeri così grandi tutta l'attività di contact tracing e di tracciamento diventa impossibile. Questo è il quadro a poco più di 24 ore dal rientro in classe per migliaia di ragazzi, con il presidente Zaia ritornato a chiedere anche in queste ore al CTS di esprimersi sulla scuola, o sarà, testuali parole, un calvario. Sullo sfondo il braccio di ferro a suon di ricorsi tra governo e Regione Campania. Insomma, solo un parere scientifico, autorevole e definitivo potrebbe disinnescare la bomba. Il tema più che politico è pratico, un esempio su tutti. Noi sappiamo già che non saremo in grado di applicare i protocolli che sono previsti. Facciamo un esempio: con un caso positivo i ragazzi rimangono a scuola in autosorveglianza, ma dobbiamo fare un test al primo giorno al T0 e poi uno al quinto giorno. Oggi con questi numeri di positivi è pressoché impossibile pensare di riuscire a farlo in tempo. E sulla scuola usa parole nette, guardando al dibattito sulla DAD l'epidemiologo Massimo Guerriero: la chiusura tout court non ha senso, ben altra cosa se si accelerasse sui vaccini. Ora, tenere chiuse le scuole per non far nulla non serve a niente, non servirebbe a nulla. Se invece, mi dicessero teniamo chiuse le scuole per 3 settimane perché vogliamo vaccinare tutti gli studenti in tempo record, allora questa potrebbe essere una misura di rilievo.
E a proposito di scuola, centinaia di presidi italiani hanno scritto una lettera al governo chiedendo che dopo la pausa natalizia si riprenda con la didattica a distanza. Difficile gestire le lezioni tra studenti in quarantena e altri in presenza, dice la dirigente scolastica di Ponte di Piave tra i firmatari della missiva. Ci sono anche 11 dirigenti scolastici di 7 istituti comprensivi e 4 scuole superiori della Marca, tra i presidi, centinaia in tutta Italia, che hanno sottoscritto una lettera inviata al governo nella quale si chiede, al termine delle vacanze di Natale, di non riprendere con le lezioni in presenza, ma di proseguire con la DAD fino alla fine di gennaio. Ad aver sottoscritto la missiva anche la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave. Noi pensavamo che qualche settimana di DAD potrebbe garantire innanzitutto la riorganizzazione delle attività, si pensa alle chiamate dei supplenti. Come prospettato ieri dal presidente Zaia, la ripresa delle lezioni sarà all'insegna del caos. Per la prossima settimana infatti registriamo già numerose assenze di docenti che hanno comunicato il loro stato di positività e quindi assenze che ricordiamo si aggiungono a quelle del personale Novax che è stato sospeso dal servizio. In questi 2 anni di pandemia i dirigenti scolastici hanno messo il massimo impegno, ma ora alla luce dell'attuale situazione l'organizzazione diventa molto complessa, spiega la preside di Ponte di Piave. Di fronte alla situazione attuale non sappiamo proprio come operare, infatti si prospettano classi prive di sorveglianza per assenza di personale scolastico, classi divise tra alunni vaccinati che saranno in presenza e alunni non vaccinati che saranno invece a distanza. I docenti non riescono neanche a gestire una classe metà in presenza e metà in collegamento telematico. Mancano anche i dispositivi di protezione. Non abbiamo ancora le FFP2 che devono essere consegnate dal Ministero. Il rischio è che il 10 gennaio si riaprano le scuole, con i presidi però costretti pochi giorni dopo a ricorrere comunque alla DAD. Però questa volta ragazzi in DAD in quarantena a causa di casi di positività all'interno della classe. Preservare il valore della scuola rimane per i dirigenti una priorità. L'obiettivo principale per la scuola è quello di garantire la didattica in presenza, ma una didattica in piena sicurezza. Allo stato attuale le prospettive ovviamente non sono delle migliori. Intanto sulla riapertura delle scuole interviene anche la rete Studenti Medi Veneto, critica verso le nuove linee guida Covid del governo, dicendosi preoccupata per un ritorno alla DAD. Diritto allo studio, alla salute e all'impatto psicologico sono le priorità da tutelare secondo i giovani. Obbligo di Super Green Pass per praticare sport. Un gruppo di famiglie chiede al governo di rivedere la misura, ma il CONI avverte: con questo provvedimento si fa in modo che le attività sportive non si fermino nuovamente. Obbligo di Super Green Pass per gli over 12 che praticano sport al chiuso, ma anche per quelli di squadra all'aperto. Una misura introdotta dal governo che non piace ad un gruppo di genitori, oltre 8.000 in tutta Italia, centinaia anche nella Marca, che hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica, al Premier Draghi, ai ministri e alle federazioni sportive, esprimendo la propria contrarietà ad una decisione, dicono, che limita l'accesso allo sport agli adolescenti. Diversa la lettura che gli addetti ai lavori danno al provvedimento dell'esecutivo. Secondo il delegato provinciale del CONI Treviso, infatti, è fondamentale che lo sport non si blocchi nuovamente per evitare quelle situazioni che si sono venute a creare nel post-lockdown. Dai 10 ai 12 anni che non si sapeva più se avevano voglia di fare sport in sostanza. Pertanto queste nuove norme le vedo in senso positivo, perché dovremo arrivare proprio a non avere l'ipotesi che si chiuda lo sport. Il Super Green Pass, insomma, permetterà, secondo Samson, di proseguire con le attività sportive, anche perché, dice l'esponente del CONI, nello sport ci sono le stesse percentuali di vaccinati che si registrano nel resto della popolazione. Quanti non saranno a posto fra qualche giorno? Saranno 2 o 3? Un paio sicuramente si adeguerà. 1 no. Facciamo il calcolo. 1 su 20 è il 5%. Con l'andare del tempo e con una maggiore, diremo, conoscenza, anche quelli poi procederanno per le vaccinazioni. Ma il vero problema con il quale potrebbero avere a che fare le società riguarda invece i componenti degli staff tecnici. Anche per loro scatta infatti l'obbligo del Super Green Pass. E da quanto mi risulta ce ne sono molte che non ce l'hanno. Dunque le società sportive avranno dei problemi anche legati a eventualmente sostituire anche diremo, i loro tecnici. E
anche la politica interviene naturalmente sulle nuove decisioni prese dal governo a partire proprio dal rientro in classe lunedì, ma è quasi unanime la posizione di amministratori e politici. Le lezioni, dicono, devono rimanere in presenza. È un momento troppo importante questo per anche la formazione dei nostri ragazzi, non possiamo più permetterci troppa didattica a distanza, anche se quella comunque è un palliativo. Da presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone, Roberto Padrina spera che la DAD resti solo un extrema ratio. Certo, le incognite in vista del rientro sono molte, così a Roncade. C'erano diverse classi in quarantena prima dell'inizio delle vacanze invernali, quarantene che al momento sono terminate. Quindi a sabato noi possiamo dire che non abbiamo quarantene, ma chiaramente non possiamo prevedere lunedì quanti di nuovi positivi verranno identificati all'interno delle scuole. Per l'insegnante padovano Alberto Ruggin di Più Europa occorre cambiare prospettiva. Questa impennata di contagi che noi stiamo assistendo in questi giorni avviene di gran lunga nelle famiglie, nei luoghi dove non si usa la mascherina, dove abbiamo fatto feste, ristoranti, cene. Cioè continuare ad additare le scuole come luogo di contagio, dove io da insegnante vi dico che le scuole sono dei luoghi più sicuri. La questione per altri va affrontata guardando al di là dell'emergenza. Sia venetisti che Fratelli d'Italia chiamano in causa il governo. Io credo che ci sia stato tutto il tempo per trovare le soluzioni per queste difficoltà che stanno venendo avanti, da una parte, e dall'altra penso anche che ci sia una strategia anche comunicativa nei confronti di questi ragazzi, che solo il 10% si è vaccinato e che ovviamente i genitori stanno facendo una grande riflessione se vaccinare o non vaccinare. Lasciano la palla ai presidi e agli operatori scolastici di decidere sotto un certo punto di vista come si devono comportare, ma le cose non sono sicuramente chiare. Gli investimenti su quello che è il trasporto scolastico non sono stati fatti. Non rifiutate le cure, non gettate la vostra vita. Con un video l'ex Novax Lorenzo Damiano si appella a quei malati di Covid che si mettono a rischio pur di non accettare i trattamenti ospedalieri. Invito molti che sono convinti a prendere le cure di questa scienza e non farsi da se stessi da medici, e neanche di rifiutare, diciamo, le cure qualora si vada in ospedale, perché perdere la vita quando la si può guadagnare? Interviene dopo i ripetuti casi di rifiuto di ricovero e delle cure ospedaliere da parte di malati Covid andati poi incontro a conseguenze gravi, se non addirittura tragiche. Lorenzo Damiano, a lungo oppositore delle imposizioni sanitarie, primo tra tutti il Green Pass, e poi colpito duramente dal virus. Una polmonite bilaterale, quindi ho rischiato praticamente la vita. Un po' di fede ce l'ho, però la morte fa sempre paura. E posso assicurarvi che a casa mia 4-5 giorni mi sono curato con i farmaci, diciamo, non convenzionali, cioè non quelli usati tradizionalmente, perché ho visto che non facevano effetto, ma non facevano effetto neanche gli altri. Quindi l'invito che io faccio, lasciate perdere i pensieri del complottismo, del veleno, del vaccino che non funziona e altre cose. Fatevi questo vaccino. Damiano invita dunque a fidarsi del vaccino e in caso di virus delle terapie, anche quelle più invasive, suggerite dai medici, e parla anche di se stesso, del nuovo percorso intrapreso che gli ha attirato le ire degli ex compagni di Norimberga 2 e del popolo Novax. Non credete al fake, non credete più alle piazze e non credete a quello che gira nei social. Non sono cambiato, sono un Lorenzo Damiano numero 2 che progredisce ancora nella sua battaglia affinché questo virus sia debellato completamente. Ora, costruito o non costruito, quello lo scopriremo più avanti, però adesso è necessario usare questo medicinale, questo vaccino, fatevelo, perché vi salva. Siamo alla cronaca. Poteva provocare un grave incidente l'automobilista che ieri sera ha imboccato il PUT a Treviso Contromano. L'uomo era in stato di ebbrezza. Provvidenziale l'intervento della polizia locale.
Sono circa le 23:30 di ieri quando un 39enne riminese, a Treviso, ospite di amici, al volante della sua auto in bocca all'altezza di via Fratelli Bandiera il Put contromano, percorrendo l'anello interno per alcune centinaia di metri lungo via Tasso, sfiorando più volte alcuni veicoli che provenivano in senso opposto. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia della polizia locale che blocca il mezzo prima che possa accadere qualcosa di grave. Il conducente, una volta fermato, viene sottoposto ad alcol test. Il 39enne ha un tasso alcolemico quasi doppio rispetto a quello consentito. Per lui scatta subito il ritiro della patente. La prontezza della pattuglia, ferma per un posto di controllo ad alcune centinaia di metri, ha permesso di evitare il peggio. Infatti in quel frangente l'anello interno del Put era molto frequentato e circolare nel senso opposto di marcia poteva provocare un incidente anche di una certa gravità, spiega il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo, che aggiunge come il problema della guida in stato di ebbrezza stia tornando drammaticamente attuale, tant'è che dai dati che stiamo stilando, dice Gallo, si registra un aumento sensibile delle patenti ritirate rispetto all'anno scorso. Sarà necessario, conclude il comandante, intensificare ulteriormente i controlli, soprattutto serali. Caccia all'esibizionista che ieri sera ha tentato di entrare nel negozio Laura Valentini Estetica e Parrucchieri a Campolongo di Conegliano. L'uomo, probabilmente un italiano tra i 30 e i 40 anni, si è affacciato al salone con mascherina ma mezzo nudo, con le parti intime esposte. Ha anche compiuto atti osceni. All'interno del locale erano presenti 2 dipendenti e una cliente. A confermare i fatti è la stessa titolare, Laura Valentini, che in questi giorni si trova in isolamento domiciliare e che è stata subito avvertita dalle sue collaboratrici. L'uomo ha anche bussato alla porta del salone, fortunatamente chiuso dall'interno. Quando la dipendente ha visto le intenzioni dell'esibizionista ha allertato le forze dell'ordine. Altrettanto ha fatto da casa la titolare. Abbiamo chiamato sia carabinieri che polizia, che però in quel momento non avevano pattuglie da inviarci, continua la titolare. Volevo comunque ringraziarli perché hanno fatto il massimo che potevano. Lunedì Valentini presenterà denuncia formale. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle telecamere della zona. E siamo adesso alla politica con il caso Darè, ospite ieri sera del direttore Luigi Baccialli. Riccardo Barbisan ha smentito di aver concluso la sua collaborazione con l'europarlamentare per le posizioni critiche di quest'ultimo verso il leader della Lega, Salvini. Ho sempre avuto e continuo ad avere grande stima, grande apprezzamento per Tony Darè, per la sua storia e anche per il coraggio delle sue azioni. Riccardo Barbisan, dal 2020 e fino a poco tempo fa stretto collaboratore in Europa di Gian Antonio Darè, descrive così l'europarlamentare finito sotto procedimento disciplinare nella Lega per le sue critiche al leader Matteo Salvini, troppo ambiguo a suo modo di vedere in tema di vaccinazioni. Non è per queste prese di posizioni, precisa però Barbisan, che il loro sodalizio lavorativo si è interrotto. Il mio rapporto di collaborazione era a tempo, da tempo, era programmato a tempo e quindi nulla di nuovo sotto il sole, nessun fulmine a ciel sereno da questo punto di vista mio personale. Darè sconta dunque la sua franchezza, il non usare filtri in un partito in cui questa caratteristica ha spesso portato a delle conseguenze. È un uomo abituato a dire sicuramente quello che pensa e capace anche di interpretare il sentimento dei territori. Poi risponderà lui eventualmente delle modalità nelle quali le ha fatte, certo che solleva dei temi che sono presenti all'interno del dibattito politico. Darè non ha quindi detto nulla di nuovo che non fosse già argomento di discussione. Sui vaccini, prosegue anzi Barbisano, occorre essere tutti nettamente a favore, senza chiaroscuri. Io dico la politica dibatta pure, è giusto dibattere, adesso siamo nel governo dei migliori, abbiamo scoperto che c'è anche qualcuno che non è proprio migliore come lo pensavamo, però al netto del fatto che dobbiamo partire da questa base comune e dobbiamo dare tutti questa comunicazione, anche se non siamo tutti per l'obbligatorietà vaccinale, però diffondere il messaggio che vaccinarsi va bene, che vaccinarsi fa bene, che vaccinarsi riduce i problemi più gravi, appunto le conseguenze più gravi della malattia, e poi poter discutere e dividerci su quelle che sono state le questioni gestionali di questa pandemia.
La CGIA di Mestre ha calcolato quello che sarà l'extra costo che le aziende italiane e venete dovranno sostenere per far fronte all'aumento dell'energia elettrica e secondo la CGIA alcune potrebbero essere costrette a fermarsi. Circa 36 miliardi di euro è l'extra costo che le imprese italiane dovranno affrontare rispetto al 2019 per l'aumento del prezzo delle tariffe elettriche. In 3 anni infatti per le aziende il costo della bolletta è praticamente raddoppiato, un incremento sostanzioso che sommato al rincaro del gas costringerà molte attività, almeno temporaneamente, a chiudere gli impianti produttivi. Lo scenario è quello disegnato dall'ufficio studi della CGIA di Mestre. Se nei prossimi giorni anche le imprese venete dovessero fermare la produzione, avrebbero minori perdite di bilancio che mantenendo accesi gli impianti. Va assolutamente scongiurata questa ipotesi, altrimenti rischiamo di compromettere la ripresa economica e di vedere aumentare considerevolmente il numero dei disoccupati. Sempre secondo i dati della CGIA a livello territoriale il rincaro maggiore si registrerà per le imprese della Lombardia, a seguire quelle venete, con un extra costo pari a 3,9 miliardi di euro. Rincari che non avranno ripercussioni solo per le aziende. Sono le ultime statistiche, ad esempio del costo sulla produzione annuale calcolato in ottobre, quindi ottobre 21, ottobre 20, in Europa è salito del 23%. Questo vuol dire che i prodotti e i servizi prima o poi costeranno il 23% in più. Per far fronte a questa situazione, secondo la CGIA, va attuata nel medio periodo una strategia europea comune per stabilizzare il prezzo del gas sul mercato, uniformando le condizioni di approvvigionamento e riducendo così i differenziali di prezzo tra i Paesi membri. Ma ora sono necessarie misure urgenti, l'auspicio della stessa CGIA e di Confapi. Se non verranno attuate delle iniziative di correzione sarà un problema piuttosto grosso. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno provincia. Si sta cercando di fare chiarezza sulla morte di Ilenia Turrin, la 39enne deceduta improvvisamente la sera della vigilia dell'Epifania mentre si trovava in isolamento domestico nella sua casa a Prendifeltre, essendo risultato positivo il marito. La giovane non avrebbe mai chiamato il 118, ma solo il medico di base, dichiarandosi asintomatica e ricevendo indicazioni adeguate. A nessuno era stata data notizia di peggioramenti delle condizioni della donna. Il decesso è stato probabilmente dovuto ad un arresto cardiaco e non è dato sapere che rilevanza possa aver avuto una sua eventuale, ma al momento non accertata, positività. L'ULSS 1 Dolomiti ha dunque dissipato i dubbi sull'accaduto anche nel rispetto di quanto chiesto con pacatezza, ma senza accusare nessuno da parte dei familiari della donna. Oggi si sono svolti i funerali. Il marito è ora a sua volta ricoverato proprio per Covid. E ci sono nuove regole, ne abbiamo parlato per quanto riguarda le vaccinazioni e le strutture pubbliche si adeguano. Covid, accesso libero nelle strutture pubbliche in relazione all'obbligo vaccinale per gli over 50, che sono circa 9.200 residenti nel territorio dell'ULSS Dolomiti. Ieri abbiamo vaccinato 2.800 persone, 300 prime dosi e abbiamo anche vaccinato 70 persone con più di 50 anni. È possibile l'accesso libero per chi ha più di 50 anni in tutti i nostri punti vaccinali. Così come è possibile, sempre in questa fascia di età, comunque prenotarsi anche tramite il nostro portale. Domani abbiamo un open day per i ragazzi dai 5 agli 11 anni a Sedico dalle 9 alle 20. Oltre a questo vanno aggiunti alcuni altri appuntamenti di carattere territoriale. A Feltre presso il centro prelievi lunedì dalle 16 alle 19.30, martedì 11 gennaio e giovedì 13 dalle 14.30 alle 17. Mentre sempre giovedì ci si potrà vaccinare anche al Palasport di Santo Stefano di Cadore dalle 15 alle 18. Progettazioni puntuali e mirate per intervenire con opere utili non solo alla sistemazione del territorio, ma che ne aumentino anche il livello di resilienza. Con queste parole l'assessore competente ha presentato i lavori idraulici che a Venezia si sono programmati per le terre alte.
Sicurezza del territorio. La struttura regionale del Genio Civile di Belluno ha consegnato in questi giorni una serie di interventi idraulici per la provincia. Sono vari cantieri che stanno per partire in provincia di Belluno relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico. Stiamo parlando di un importo complessivo di 8 milioni di euro e il più importante dal punto di vista economico è un intervento che verrà fatto a Cortina d'Ampezzo, nella zona che riguarda il Boite, nella zona tra Ponte Chiesa e Ponte Corona, e a seguire poi un intervento particolarmente rilevante dal punto di vista della sicurezza, che è quello nella zona industriale dell'Alpago sul canale Rai. È un intervento particolarmente importante visto che stiamo parlando della seconda zona industriale della provincia di Belluno. Poi interventi importanti sul torrente Valda, Post d'Alpago, che ha creato tanti problemi nel dicembre del 2020, e altri interventi nella zona di Santa Giustina, San Gregorio e nel Feltrino. Ne saranno quindi oggetto il torrente Rai nei comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi per un importo complessivo di quasi 2 milioni di euro, e sempre in Alpago il torrente Valda, dove verranno investiti 800.000 euro. Nella parte bassa del Bellunese i 2 cantieri in partenza riguarderanno il ripristino di scogliere, briglie e manufatti lungo la Val Veses nei comuni di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina, e una serie di opere di mitigazione del rischio dei torrenti Sonna, Stizzon e Colmeda. L'intervento a Cortina d'Ampezzo, del valore di 3 milioni di euro, riguarderà invece una serie di opere idrauliche trasversali e longitudinali sul torrente Boite, nel tratto compreso tra Ponte Chiesa e il Ponte Corona. Sono interventi particolarmente rilevanti per la messa in sicurezza del territorio, quindi si continua in questa opera come stiamo facendo da anni, con centinaia e centinaia di cantieri sparsi in giro per tutto il territorio bellunese. Le attività si svolgeranno durante tutto il corso dell'anno con l'obiettivo, condizioni climatiche e imprevisti permettendo, di concludere gli interventi più consistenti entro il 2023, quelli minori già entro il prossimo autunno. Siamo in chiusura, io vi lascio alla rubrica Il tuo presepe con le vostre creazioni. Questa sera vedremo quella della famiglia Simeonato di Badoere, della famiglia Rossato di Breda di Piave, di Daniele e Sergio Severin di Paese, di Fiorella Celotto di Carbonere e di Giuseppe Massolin di Ponzano. Vi lascio dunque a queste immagini, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Io mi chiamo Ilaria Simeonato e questo è il nostro presepe. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. Perturbazione fredda in arrivo sull'Italia, ma il nostro territorio verrà risparmiato da tale circolazione instabile. Vediamo il dettaglio di domenica 9 gennaio.
Sul Veneto cielo grigio e nuvoloso sin dal mattino, tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono anche delle schiarite soleggiate, ma saranno possibili anche occasionali piovaschi, specie sulle zone più centro-meridionali della nostra regione. Temperature stazionarie, minime ancora sotto zero, massime comprese invece tra 1 e 4 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Anche qui, come vediamo, molte nubi un po' dappertutto. La giornata risulterà piuttosto uggiosa, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra -5 e 1 grado, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà possibile qualche parentesi maggiormente soleggiata, neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 4 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.